Ciao amici, bentornati per il 14° episodio della saga veneziana. Ci siamo lasciati con un episodio che sì ha avuto i suoi lati positivi come la conquista di queste tre province e della provincia di Sus in Marocco con le sue miniere d'oro, ma che forse è stato un po' statico, un po' diciamo è trascorso molto lentamente per via delle decisioni delicate che c'erano da prendere, a cui ho dedicato forse troppo tempo e quindi in un'ora e mezza di episodio non ci sono stati forse così tanti eventi come era lecito sperare. E tra l'altro, nonostante abbia pensato molto a quello che stavo facendo, probabilmente ho sbagliato perché sono adesso preda della sovraestensione. Quindi adesso in questo episodio cercherò di equilibrare la situazione eh, facendo un episodio insomma molto effervescente. Infatti la mia intenzione è quella di scatenare la guerra, probabilmente la più atroce guerra che sia mai capitata in Europa fino a questo momento. In quanto eh, per la quantità di potenze coinvolte. Perché voglio fare una guerra contro Portogallo e Castiglia per prendere le colonie portoghesi e queste isole castigliane, ma considerando le alleanze che ci sono in gioco, penso che si scatenerà una sorta di guerra non mondiale ma europea. E perché il mio piano è dichiarare prima guerra alla Castiglia. Perché solo se dichiaro guerra subito al Portogallo, la Francia non mi può aiutare perché è già in guerra col Portogallo, ma non mi no- ma il Portogallo è alleato alla Castiglia. Quindi la Castiglia lo aiuterebbe, ma la Francia aiuterebbe me solo contro il Portogallo, diciamo, perché c'è già in guerra, ma non mi aiuterebbe veramente. Quindi devo prima dichiarare guerra alla Castiglia, chiamando la Francia, e poi al Portogallo. Solo in questo modo posso avere l'aiuto della Francia in guerra contro la Spagna. Però la Spagna è alleata di Napoli e della Savoia, oltre che del Portogallo. E invece che non entrerà in guerra il Portogallo perché è già in guerra con la Francia, quindi non si possono fare due guerre con lo stesso avversario. E poi c'è l'Inghilterra che è alleata al Portogallo, quindi ci troveremo con... c'è Genova che ci aiuterà, quindi tutta l'Italia sarà in guerra praticamente, tranne la Toscana. E... e anche tutta l'Europa occidentale, a meno che qualcuno non trasgredisca le alleanze. E prima di fare questo, voglio fare anche un breve riassunto della situazione fino ad adesso. Allora, prima cosa, ecco, nello scorso episodio ci sono stati degli eventi negativi. Uno, la sovraestensione, ma il più grave forse è stata la perdita della curia, che cercheremo, speriamo più che altro perché dipende molto dalla fortuna, di riuscire a riprendere nonostante ci siano la Castiglia e la Polonia che al momento la dominano. La sovraestensione ci causa grossi problemi, quindi per 4 anni, fino a quando non integreremo Yiddish School, eh, avremo problemi. Infatti pensavo anche di usare un trattamento più duro verso qualche provincia, ma però le stiamo già trattando male, direi. Quindi forse... ma facciamo a Creta. E poi
Volevo anche riassumere allora, quello che... Sì. Nello scorso episodio la Castiglia è riuscita a prendersi queste due province che se da un lato gli costerà molto integrare, dall'altro fanno parte del nodo di, di Siviglia e sono anche centri commerci importanti. Quindi di sicuro è molto importante. Cioè questo nodo che tende poi a diventare il più importante per via dei commerci americani. Adesso siamo noi i più importanti. Però prima o poi temo che questo diventerà più importante e loro si sono attrezzati. Poi volevo farvi vedere qualcuno dei grafici del Ledger e ecco, queste sono la progressione dei punteggi e come vedete ultimamente siamo riusciti a superare gli Ottomani e l'Austria dopo aver già superato da parecchio tempo la Spagna. Grazie soprattutto alle guerre che abbiamo condotto contro di loro che li hanno portati alla distruzione, soprattutto gli ottomani. E quindi attualmente siamo i secondi per punti dopo la Francia. E questo è il secondo. Sì, e siamo anche no, siamo terzi adesso dopo Francia e Mosca per introiti, però è dato dal fatto che abbiamo tolto le navi. Dovremmo guadagnare più 5, ma prima guadagnavamo più 15. Quindi questo è dovuto al fatto che non possiamo più dedicare le navi al commercio perché, come capirete, tutta quella coalizione avrà una flotta ingente. E abbiamo anche un buon tesoro, però come vedete siamo un po' scarsi quanto a massima manodopera. Mio Dio, siamo davvero indietro. Mentre la Francia ne ha il triplo e più rispetto a noi, quindi è molto più potente e cercheremo in tutti i modi di tenercela amica. Richiamiamo questo diplomatico perché ci servirà e cerchiamo di migliorare le relazioni ulteriormente. Allora, poi ci sono alcune... Ok, quelli sono i punti. Province, questo è il grafico delle province e noi siamo lo stato con più province attualmente. Non so perché ci dà che ne abbiamo perse alcune. Non ne abbiamo perse di province, scusate. Quando mai abbiamo perso province? Mi sto sognando che... Mi sto dimenticando qualcosa? No, non le abbiamo mai perse le province. Va bene. Non so perché. Forse il fatto che le abbiamo occupate e poi le abbiamo abbandonate. Da questo. La Francia, come vedete, prima era davanti a noi, ma da un bel po' di tempo adesso l'abbiamo superata. E tra i nemici, come vedete, la Spagna e l'Austria sono indietro. Le nostre colonie, i leader. Ecco, devo reclutare un leader, una cosa importante per la guerra. Poteva andare meglio. Vabbè. Perché un leader così ignobile? Vabbè, vabbè. Gli imperatori. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Le armate, naturalmente, queste sono sempre interessanti, ma siamo un po' indietro rispetto a questi grandi rivali. Francia, che è nostra amica, e Mosca, Austria, molto potenti. Finché avremo la Francia al nostro fianco non abbiamo da temere. Abbiamo invece la flotta più grande del mondo e di sicuro la più potente. Vedremo se riuscirà a cavarsela anche con più nemici. I reggimenti, vabbè. Ecco, gli introiti. Nelle tasse non siamo certo i primi, nella produzione siamo terzi e nel commercio invece siamo i primi, come ci si poteva aspettare da Venezia. E nell'oro, no, non siamo i primi. Se la cava meglio il Mali, ma penso.
Come vedete gli introiti siamo riusciti a farli crescere notevolmente e ci siamo avvicinati molto alla Francia. Questa è Mosca. Mhm. E come vedete questi invece sono i grafici delle culture e delle religioni. Noi siamo molto eterogenei. Abbiamo una minoranza molto forte greca, umbra, austriaca e anche serba. E qui lo stesso colore usato per Austria e cultura austriaca e berbera. Abbiamo province non integrate e produciamo beni inutili come la lana, il grano e il pesce che beh, sono beni molto basilari, quindi non molto preziosi, però beh, servono anche loro naturalmente. I costi non ci interessano al momento. E invece siamo dei buoni commercianti nello zucchero e negli schiavi in questo momento. Ecco, le buone relazioni le abbiamo con 4 stati. Relazioni ostili invece non saprei contarli, ma sembrano almeno una cinquantina. E siamo anche target di una coalizione ostile. Va bene, dai. Ecco, questo è il nuovo leader. Luigi Fosca. È parente dell'altro imbecille. Ah no. Ah sì, sì, si chiamano uguali. Cioè sono due leader molto, meglio non dirlo. Allora, prima cosa, dobbiamo organizzarci nel modo migliore possibile. Allora, mando questa flotta qua perché mi servirà per traghettare gli uomini e questo lo mando qua per assegnargli il leader. Questi va bene, lasciamoli andare avanti. Infatti devo dichiarare guerra il prima possibile perché sennò questa provincia portoghese verrà integrata nel Portogallo, il che non mi piace per niente. Ok, possiamo togliere la pausa e tenetevi pronti a una guerra molto pericolosa. Qui un bel po' di cose sono successe, però c'è i soliti embarghi, la Toscana è entrata in una coalizione contro noi come se non ne avessimo già abbastanza equalizzati e l'Austria invece purtroppo si è ripresa il Baden, però vabbè non è gravissimo. Ok, vediamo cosa combinano questi. Ok, dov'è? Dobbiamo attendere. Ok, nella guerra che seguirà, come dicevo, voglio prendere le isole e al massimo qualcosa tipo gli Abruzzi e Bari. L'alternativa sarebbe l'Andalusia. Però al momento, dato che non posso nemmeno mandarci un mercante, non è il caso. Vi ripeto anche qual è il mio obiettivo di questa partita, entro la fine del gioco naturalmente, è quello di controllare il commercio di tutti i beni di lusso, cioè i beni strategici importanti, dall'avorio al cacao, e di espandere quindi il mio impero coloniale in America e anche in Asia e Africa e possibilmente avere tutta l'Italia e la costa mediterranea. Queste potrebbe... E naturalmente far fuori gli ottomani. Allora, questo potrebbe essere il mio obiettivo. Qui possiamo... già, togliere l'esploratore e darlo invece a questa flotta per munirla di un ammiraglio, insomma, e la mandiamo qua. Dichiarerò guerra alla Spagna. Ecco, una cosa che dobbiamo fare è insultare il Portogallo, perché sennò ci si peggiorano le relazioni quando gli dichiariamo guerra. E un'altra cosa che possiamo fare è avanzare pretese sull'Andalusia. Però io pensavo più di puntare su questa regione adesso. Forse possiamo evitare di fabbricare pretese sull'Andalusia. Allora, naturalmente dovremmo aspettare prima di annettere qualsiasi cosa di finire l'integrazione di queste province.
Tant'è vero che i costi di integrazione sono così alti che ho pensato che le idee amministrative sono importanti perché riducono il costo di creazione dei core. Quindi purtroppo non potremo prenderle subito perché abbiamo quelli di commercio e di espansione che sono più importanti, ma dopo quelle forse prenderò. Beh, insomma, si vedrà, però sono davvero importanti nella mia situazione. Eh, ok. Mm. L'Andalusia la pretendo o no? Io direi difficile. È davvero difficile decidere. Ma sì, dai, pretendiamola. Poi al massimo non la richiederemo. Allora, dobbiamo anche stabilire il nuovo rivale. Ecco, Andalusia. Ecco, quando torna questo gli dichiariamo guerra. Allora, non ho visto. Ecco. Bisogna stare attenti perché questi tendono ad avere una fortuna spacciata. Oi. Eh. Il solito evento che è un buon evento, però adesso forse non era così buono. Accidentaccio. Siamo. No! Però così non possiamo dichiarare guerra. Non possiamo dichiarare guerra. Ai ai ai. Giusto? Vabbè, non dichiariamo guerra. Ci siamo inventati tutto. Niente guerra. Accidentaccio. No! Ma chi se l'aspettava poi questa? Proprio non me l'aspettavo. Eh, niente guerra. Il che vuol dire che il Portogallo si prende la colonia. Sì. Württemberg ha lasciato la coalizione. Allora, dov'è? Abbiamo solo 20 navi? Cioè, ho sbagliato. Questo va bene a Venezia e questo a Alessandria. Si ritorna alla situazione precedente. Vabbè, non è gravissimo. Abbiamo avanzato le pretese sulla Provenza. Gli abbiamo già dato l'accesso. Miglioriamo un po' le relazioni con loro. Accidentaccio. Dobbiamo integrare la Macedonia. Mm. Mandiamolo in Bavaria. E vabbè, potremmo aspettare che la Francia finisca la guerra. Ecco, prossimamente penso più di catapultarmi verso l'Occidente delle colonizzazioni perché ho già davvero troppi eretici nel mio stato. Non posso avere così tante altre religioni senza tollerarle perché porterebbe solo guai. Qui? Qui loro hanno già finito. Accidentaccio. E vabbè. Faremo più avanti la guerra, sai cosa faccio? Ah,
Abbiamo scoperto l'Austria. Vabbè. Tra l'altro adesso la chiamo di nuovo Friuli questa regione perché... Bah, forse... Insomma, come mi è stato consigliato è comunque più giusto, quindi... Lo richiamiamo come era. Ma potrei a sto punto... Fino a quando dobbiamo fare sta guerra qua? Però prima aspettiamo un po', appunto non abbiamo stabilità. Eh, no, beh, non abbiamo il massimo della... Beh, dovremmo vincere però, cioè, contro i selvaggi adesso. Perdiamo contro i selvaggi? Sì, eh? Perdiamo contro i selvaggi, ma siamo davvero vergognosi, ma... Mio Dio, non abbiamo neanche le navi a recuperarli. No, forse non perdiamo. Mio Dio, ce l'abbiamo fatta per un pelo. Ok, perché questi non sarebbero nemmeno mai arrivati in tempo. Allora, qui evidentemente Giuseppe Bardolino non serve. Comunque questo Portogallo che ha le sue colonie fino a qua non mi piace per niente. Proprio non mi piace. Qui come va? Tu sei alleato con la Svizzera? Che noia. E quindi ci sarà un altro episodio in cui no, vabbè dai, no, spero di no. Qualcosa lo combineremo. Come va? Le finanze non vanno tanto bene. 41. Abbiamo perso molti introiti. Non ho capito come. Si vede le navi non sono ancora arrivate ad Alessandria? No, certo che ci sono arrivate. Boh. Mm. Tabacco. Ho finalmente qualche bene utile. Allora, questa da dove veniva? Dalla Francia? Pensavo... Cos'è che pensavo? Ma c'era una cosa che volevo far fare al diplomatico. Ecco, giusto, molto importante. Non una cosa qualsiasi, ma fabbricare pretese sulla Giamaica. Impostiamo questo nuovo rivale. Pretese sulla Giamaica. E effettivamente... Ah, non abbiamo, è vero, non abbiamo più colonie. Allora, qui continuiamo a cercare di mantenere il vantaggio. Ma stare un po' in pace magari ci farà bene. Magari. Questi sono i nostri mercenari che ci costano un sacco di soldi. Tra l'altro sono arretrati. Smantelliamoli, dai. Al massimo poi li ricreeremo e creiamo invece qualche unità di fanteria non mercenaria.
come va la loro guerra? Vincono con l'Inghilterra. Mm. Potremmo mandare l'esploratore. Allora, dovremmo... no, giusto, non possiamo far guerra. No, questo è grande. La pulsione alla guerra, ma... Ah, vabbè. Meglio di niente. Potrei mandarci in effetti. Anzi, mm, giustamente questi non sono tanto adeguati per l'esplorazione. Li mando qua a prelevare qualche soldato. Non è più leale a noi, ma... Cavoli, nonostante... Non eravamo... Cavoli, quanto ha investito di colpo la Francia? Ecco, ti pareva. Non riusciamo più nemmeno ad avere i cardinali. Ok. Facciamone altri tre. Non ho più mercenari, vero? Ah no, ce ne ho. Dove? Ah, sì. Questi. Sempre uomini in armi. Che faccio? Li tengo? A sto punto? No, però in effetti anche qui conviene. Cos'è che ho visto? Distante? Costa di più perché è distante? No. Qui c'è rischio rivolta al momento. Minimo. Liberiamoci di costoro. Non posso spendere tutti questi soldi. Finché non ci sono ribellioni io mi sento tranquillo. Ecco perché non c'erano, l'ho capito adesso. Trattamento duro a Z. Albania. Nasso. Vabbè, rifacciamolo anche Nasso, Casablanca e Kosovo. Dobbiamo farlo continuamente questo. Ah, Massachusetts. 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 Abbiamo scoperto il Massachusetts. I miei piani precisissimi per una guerra. Stability cost meno. E certo. Allora, la crescita delle città attrae i contadini, insomma. Sembra che se i contadini si spostano dalle loro province al fine di vivere nella capitale, sembra che i contadini si stanno muovendo per via nella capitale. Questo sta creando problemi, insomma, confusione nella nazione, ma la capitale può averne beneficio, però non posso. Del resto, dato che non sono in guerra, ci sta, dai, ci sta. Meno costo di stabilità ci voleva. Secondo me sto sprecando potere diplomatico
per far rivoltare l'Aragona che non si rivolta. Voi cosa ne pensate? Si rivolterà mai sta Aragona? Io ne dubito fortemente. A sto punto appunto. Ecco cosa mi sto dimenticando di importantissimo. Ok. E di integrare quella provincia. Costruiamo, ma puntiamo più magari su cosa punto? Mi sembra che ma a Roma costruiamo questo, a Mantova questo, invece costruiamo qualche luogo, vedete? Mi dà più 1,26, non sembra male. Mi dovrei, mi dovrei concentrare su quali province, secondo voi? Quelle in cui ho più o meno potere commerciale già di mio? Io avevo pensato quelle in cui ne ho di meno, però può anche darsi che mi sbagli. Beh, poi Venezia è la più importante, quindi direi costruiamole nel nodo di Venezia. Ok, Trento e Tirolo sono dentro il nodo, quindi le costruiamo in questo. Anche Cremona ho finito i soldi però così. Vabbè, speriamo di non aver fatto una sciocchezza. Anche Cremona è dentro. Ok. Mm, va bene. Non ho i soldi per la cavalleria. Trattamento a Corfù è finita. Lo ripristiniamo anche questo. Ti pareva che non ci scoprissero? Staranno facendo altre province. Eccoli qua. Figuriamoci se stavano un attimo quieti. Ok. Mm. Converrà tornare indietro? Ma sì. Ce la facciamo a riprendercelo? No. Una riconquista proprio davvero momentanea. Intanto gli ottomani sono proprio distrutti. Com'è? No, siamo appena usciti dalla guerra. Il diplomatico. Possiamo creare pretese su Costantinopoli? Perché sarebbe davvero grande. No, non possiamo. Maledizione. Speravo davvero invece si potesse. Eh, vabbè, per ora non le fabbrichiamo su Costantinopoli. Abbiamo già fin troppe pretese. Il problema è poi riuscire a portarle a compimento. Com'è il rischio rivolta? Gli introiti. No, è tutto abbastanza buono, ma nonostante la stabilità che è bassissima, quindi vuol dire che saremmo davvero molto ricchi con la stabilità al massimo. Davvero molto ricchi. Cosa facciamo di sto diplomatico? Facciamo i soliti piccole missioni inutili. Allora, per quanto avremo lo sconto sulla stabilità?
Per 20 anni, però anche meno morale. Non è proprio un bell'evento quello lì. Massachusetts. Abbiamo scoperto anche proprio la Terra. Manhattan. Wow. Ci sono già i coloni. Sono già stati... Ecco, sono arrivate le navi dall'America. Allora, però a sto punto... Allora, voi andatemi fino a qua. Aspetterò un po', Minister. Questo è da fare. Peccato che proprio il potere amministrativo. Guadagniamo uno di tasse base a Venezia. È buono. La sicurezza e la prosperità di Venezia. Un momento, il titolo è I ministri dei canali. Ah, questo è un evento proprio veneziano. Si è sempre basata sulla sua, sul luogo, sulla sua locazione nella laguna. Nel 1501, in un tentativo di ridurre il silting up, non so cosa voglia dire, una cosa che accadeva alla laguna, l'Alto Consiglio ha formato una commissione per deviare dei fiumi e in modo da farli entrare nella laguna. Questa commissione era conosciuta come Savi alle Acque. Il loro successo negli anni ha salvato la Serenissima dal disastro e ha esteso la prosperità della città. Cosa dobbiamo fare? Ne vale la pena? Certo che ne vale la pena, se no decade Venezia. È un buon evento, sì. Probabilmente la laguna stava diminuendo l'acqua, cioè il contrario del problema attuale. Io ho un dizionario, vi dico subito quello che vuol dire. Ho- Allora, significa l'insabbiamento, quindi i fiumi sono stati deviati fuori dalla laguna in modo che non si insabbiasse. Ottimo. Ok, ne vale la pena, perdiamo tutto, ottimo. Però guadagniamo uno in più all'anno, un ducato in più all'anno. Allora, il diplomatico, che ne facciamo? Non posso migliorare ulteriormente. No. Miglioriamo, ecco, con... Se riesco prima o poi a integrare sti... Non ci riuscirò. Avignone è diventata protestante, questo è davvero ridicolo. Vediamo la fede, quindi. Ok. Questa decisione adesso non è utile. Allora, oh, amore dei devoti. Insomma, i devoti amano sempre più la vera fede, quindi ci sarà meno rischio di rivolta per la religione cattolica. Però il nostro problema non è tanto quella quanto gli eretici. Non è tanto quella quanto piuttosto gli eretici. Qui io però devo mandare qualche unità di fanteria. È arrivata? No.
Fabbricate le pretese sulla Giamaica. Dovremmo farla sta guerra, ma... Adesso risparmiamo... com'è che guadagniamo per la tolleranza maggiore? In effetti il rischio di rivolta adesso è ovunque alto, non solo nelle province. Era ovunque alto. Quindi questo evento è stato molto positivo. Iniziamo a fabbricare pretese su cosa? Burgas. Voglio... no, sì, Burgas. Voglio circondare Bisanzio. E non c'è nessun rischio di essere scoperti, il che è una buona ragione. Potrei anche davvero iniziare ad annetterla se non fosse che non ho alcuna reputazione diplomatica. Anzi, sono negativo. No, quanto non mi piace sta cosa? Ok. Sono in negativo. Ma rivoltatevi voi, così almeno finisco in guerra. Non sono cose di grande importanza. Aspettiamo un po'. Vabbè, aumentiamo la velocità. Voi con chi siete in guerra? Con nessuno. Però sembra che abbiate intenzioni belliche. Ah, siete arrivati? Già. Abbiamo un diplomatico libero. Va in Toscana, dai. Oh! La Spagna? Ui! No, non è che mi scomunica la Spagna. Potrebbe anche farlo. Ecco le notizie mezze positive, mezze negative. Ok. No! Ah! Ecco, adesso saremo certo più pronti, molto più pronti. Speriamo bene. Che non gli venga l'idea di scomunicarmi. Ciao Spagna, ti vogliamo benissimo. Dimenticaci. Un momento. Allora. Beh dai, abbiamo due cardinali. Può starci. E siamo un po'... Vediamo adesso chi è il secondo più ricco. Siamo di sicuro noi, dai. No. Beh. Però siamo quasi primi alla fine. Siamo terzi, ma non ci manca tanto alla vetta. Magari quando avremo finito questi edifici saremo primi. Nonostante abbiamo la stabilità appunto che fa paura. Serbia, non c'è rischio di rivolta, quindi Epiro meglio farlo. Morea Achea. Beh, facciamone una. Ci rallenta un po' sta cosa. Dovrei prendere quella decisione prima per non sprecare Guadalupe. Abbiamo perso pretese su due province a cui teniamo molto. Facciamo prima l'Ica. Allora, no, giusto, possiamo mandare... Ah, quindi qui è finito. Ottimo. Siamo... sì.
No, sempre l'istinto che del sentimento e il pericolo per l'esploratore. Cosa pensa di noi sta stato la chiesa adesso? Grateful ci è grato per qualche ragione. Non so quando ci impiegheremo davvero tanto ad avere. Affinché. Chi è il loro nemico? Savoia. No, ad avere più 100 di relazioni ancora. Qui come va? L'Ansa si è convertita. Allora, questi. Ma costruiamoli anche in Grecia, dai. Come va intanto a questi portoghesi la colonizzazione? Certo, lo teniamo, ti prego, amministrativo. No, militare. Ah, il nostro buon Doge, che adesso tra l'altro ha 74 anni, forse potevamo anche sostituirlo. Però dobbiamo fare qualche guerra, non vi pare? Non possiamo stare in pace troppo a lungo. La pace ci fa male. Voi cosa fate? Boh. Ma voi siete antipatici però, che non vi ribellate. Quasi quasi ve lo tolgo sto. Cioè perdere un punto per voi. Boh. Questa flotta dov'è? Arriva? Cioè, ma miglioriamo un po' con voi le relazioni. Ah no, volevo vedere. Vabbè, lo vedo quando torna questo. Dato che gli ottomani sono in bancarotta, insomma, quasi qui rischiavo di dimenticarlo. Allora, può essere una buona idea riattaccarli perché perderebbero di certo. Algeri, Quaracoiano. Abbiamo fabbricate. È morto il teologo e noi usiamo un altro teologo che ci costa un sacco. Però dato che è così importante. Cosa succede? Ecco. Ok, ci siamo.
Quant'è che guadagniamo, scusa? Nonostante il teologo? Com'è possibile? Qui ci stiamo arrischiando un po' troppo. Torniamocene di qui e poi andiamo via. O forse ci conviene andare via subito. Dov'è la nostra base? Meglio tornare subito, non voglio rischiare. Presto arriva. Ok. La Tunisia, se la volessi annettere. Ok, è leggermente impossibile. Dunque niente annessione. Pretese su Milano? Cavoli, avevo anche cambiato i rivali. Senza utilità, quanto... Beh, non faccio niente di malefico al momento. La Boemia cosa pensa di noi? Cerco semplicemente di migliorare le relazioni con, con gli stati vicini. Bene. Uh. Eh. Invece se lo si poteva aspettare. Ok. Ai. Svizzera contro Milano. Però dalla parte di Milano ci sono anche altri stati. Voilà. Che bar. La Svizzera mi chiede accesso militare. E la Toscana? Dov'è la Toscana? Ah, vabbè, non è gravissimo. Questa divisione del consiglio. Allora, diminuiamo un po' la velocità e cerchiamo di capire. Gli ottomani sono collassati. A questo punto colonizziamo quest'isola qua. Come va? Spero di riuscire a dichiarargli guerra prima.
che... Mio Dio, stanno vincendo sti svizzeri. Allora. Uh! Ma ho visto bene? Ci ama adesso? Perché ci ama? Non ha più... Ok, questo è ottimo. E quindi possiamo... Perché non possiamo revocare... Venice Opinion of Papal State. Ah! Non l... e come faccio io a migliorare la... Insomma... Eh, sarà difficile così. Non c'eravamo capiti. Io e lo Stato e la Chiesa. Ma c'è qualche... Vediamo quanti sono gli stati. A cui io voglio bene. Tunisia, Francia, Genova, Svizzera, Modena. E tra questi dovrei riuscire ad avere anche lo Stato e la Chiesa. La vedo difficile. Però se facessi un'alleanza con loro, non sarebbe male come idea. Qui perdo tutti i claim. Vabbè. Anche Genova. Boh. Norvegia protestante. Cioè, per una provincia è diventata... Ah, no. Non una, anche l'Islanda. Però voglio dire... Un po' esagerato, no? Niente guerre, quindi. Non ci sono grandi occasioni. Nessuno dei nostri alleati finisce in guerra. Ah. Qui, chi c'è qui? Toscana. Non sono rivali pericolosi. Fra un mese possiamo avere un altro cardinale, insomma. uh. Il governatore è morto. Oh, ottimo. Mandiamo un... Che cavoli? Che cosa gli darà di... No, a noi interessa che loro sviluppino, giusto, perché loro hanno le idee coloniali. Perché sviluppano quelle commerciali? Io voglio che sviluppino quelle quelle coloniali, no? Quindi un diplomatico può essere buono, dato che per il momento, per fortuna, non hanno vicini portoghesi o quello che deve essere. Mhm. Beh, pensavo di dover rifare una guerra se non capitava quell'evento lì proprio. Il fatto è che se accettavo quell'evento, la situazione era che... Ma tra l'altro, perché non mi chiede aiuto Genova contro Milano? Ha forse paura? Siamo alleati, no? Maledetto. Non può perché non gestisce lui la coalizione. Questa è l'unica spiegazione.
Quanti anni ha questo? Un po'. Potrebbe anche accedere. Penso che l'età sia importante per chi accede alla curia, poi... Questo quando è che scade? Ormai è scaduto. Speravo appunto di fare un episodio molto movimentato, invece non c'è nessuna occasione. E se non prendevo quella, cioè la decisione di diminuire la stabilità, finivo a diventare una monarchia, quindi non era neanche l'ideale quello. Quindi, quando è che abbiamo 15% qua? Sto aspettando di avere un bonus maggiore. Qui rischiamo che Milano si prenda la Liguria, sarebbe davvero il colmo. Quindi io faccio questo. Allora, devo metterla come rivale. Ci tolgo magari la Castiglia. Intanto. Ok. Allora, a sto punto... E là. Quanti? 1000 qua, 2000. Quindi il più piccolo ce lo mandiamo qua. Guerra dei contadini. Qui non hanno ancora fatto pace. Questi me li rispediscono indietro. Mm. Preferirei che faceste voi qualche iniziativa, non potete proprio, eh? Siete privi di qualsiasi iniziativa. Yemen e Algeri hanno cambiato alleanza. Ma non ci sono una gran quantità di eventi negativi. Temevo, data la sovraestensione, Danimarca, c'è un conflitto religioso. Lotteranno per una società tollerante. Hmm. Potremmo avanzare pretese? No, non adesso, magari più avanti. Anche... com'è che funziona il commercio qui? Ecco, potrei fare questo collegamento, no? Tic tac tac tac. Vabbè, un po' lunga, però si potrebbe anche fare. Gli introiti sono piccoli al momento. Per fortuna ho subito rinunciato ai Kandahar, ha dichiarato guerra ai
gli ottomani perché vuole riconquistare questa provincia. Vediamo se gli ottomani sono stati aiutati. Sì. Algeria. Non fa molta paura, a dir la verità. Allora, ecco, mandiamo allora sto... Cosa... Tarnovo, dai. Pretese su Tarnovo. Ormai la sovraestensione... questo è un evento abbastanza inutile. Costa troppo. Fortificazioni poco significative per 50 ducati, non mi pare proprio il caso. Tra l'altro ad Atene che non credo sarà mai assediata da nessuno. Spero. È un po' troppo fuori. E gli ottomani ormai sono deboli. Comunque ormai qui abbiamo integrato tutto. Purtroppo il nostro problema è la carenza di questo potere amministrativo. Purtroppo le idee religiose ne richiedono parecchio e non possiamo fare troppe cose insieme. Stabilità, core, tecnologia, troppe cose. Ok, questo scompare. Ottimo. Ecco, il prossimo mese finalmente prendiamo l'idea giusta. Certo, Kandar, distruggi pure gli ottomani. Mandiamo magari il nostro esploratore un'altra volta in queste regioni, ai confini del mondo. Allora, ok. Quindi nella prossima guerra potremmo ad esempio conquistare queste tre province. Cioè, qui dovremmo rifare tutti i claim su Napoli. Non abbiamo avuto occasioni. Qui, oh, accidenti, la Svizzera se lo conquista proprio. Che opinione abbiamo della Svizzera? Troppo buona. Troppo buona. Allora, vediamo quanto costerebbe. 200. Non è mai costata così poco. Che non è poco, però. Ancora un anno e qualcosa e potremo far pace. Eccola. La Francia fa Boemia e l'Inghilterra sono diventate protestanti. La Francia si è presa la provincia. Dai, c'è grande fiducia tra di noi. Milano ha perso. Hanno perso. E quindi Milano sarà parte della Svizzera. Beh, avremo una buona ragione per conquistarlo. Questo obiettivo che non raggiungiamo mai. Che alleati hai? Genova e Siena? Ah sì? Ci scopriranno? Speriamo di no. Speriamo non siano troppo premuniti. Beh, il rischio è basso, però vedo che spesso scoprono, nonostante questo.
Ecco, ci hanno già scoperto. Tra l'altro, perché la loro capitale è la Corsica. Chiuderanno l'alleanza, cosa faranno? 15, ottimo. Bosnia. Ecco, tra poco potremo costruire. Ok, abbiamo scoperto questo. Oh mio Dio. Volevo scoprire la Groenlandia, un po' rischiosa la cosa. Mm. Ci hanno scoperto subito, ma in un mese ci hanno scoperto. In 2 mesi. Siamo proprio sfortunati. Vuol dire essere sfortunati questo. Ecco, perché non ho subito tolto dalla Bosnia? Ah, e qui non stavo... Vabbè, dovevo risparmiare, no? Nel frattempo, mi sono dimenticato. Ecco perché non guadagnavo così tanto. È finito il... Potremmo far di nuovo guerra agli ottomani. Zucchero. Eccolo lì. Queste 2 province le devo colonizzare il prima possibile. Naturalmente sono fuori range adesso, immagino. No, sono già... Cavoli, sono nel mio range. Ma che razza di range ho? Ma quanto sono... va bene. Quanto sono figo! Sto facendo una cavolata? No. Oh sì. Uh, grazie al cielo. Sei un menestrello davvero fighissimo. Ok. Un conosciuto menestrello è entrato recentemente nei confini della nostra nazione. La sua intenzione è, insomma, percorre la nostra nazione portando gioia a chiunque voglia ascoltarlo, soprattutto a me, grazie. Ma guarda, certo che lo lasciamo girare per la nazione dove vuole, dove il suo cuore desidera, portando più instabilità. Oh, bene, bene, bene. E quindi possiamo far guerra. Naturalmente tutto ha dei fini molto pacifici. È il momento ideale. È ideale perché non è ideale. Tu sei troppo lontano. Beh, basta farti tornare indietro. Anche voi tornate indietro. Allora, da quant'è che dura questo episodio? Sono sicuro che dura da molto. E quindi la guerra la dovremo posticipare al prossimo episodio. No, diamo il generale un po' migliore. Ok, abbiamo perso 1000 uomini. Mm. Vediamo come va qui. Vogliamo proprio lasciarcelo indietro questo. Intanto, Orellana, come si dirà. Forza, Stato della Chiesa, togliti quello. Non lo vogliamo. Anche la Polonia, mio Dio. Siamo proprio, è una sfida a tre.
Allora, comunque, la mia intenzione a sto punto, chiaramente, è quella di prendere il prima possibile questa provincia e quindi fare la guerra che non si è riuscita a fare prima, non siamo riusciti a far prima. Inghilterra e Castiglia. Se solo avessi un casus belli contro l'Inghilterra, gli dichiarerei guerra. Che così potrei fare paci separate col Portogallo e... A sto punto ho fatto bene a pretendere l'Andalusia. Perché a sto punto 6-6 potrei Ah beh, è vero, adesso ci costerà tanto di sovraestensione anche questo. Però 6 più 6 potremmo reggere, credo. Più 3, 15, più 8, 23. Quindi 23, quant'è di sovraestensione? Un po' troppo. Mi dicono un po' troppo. Stanno convertendo. 83 sarebbe... Cioè 23 sarebbe il 92%. Sarebbe troppo, sì. Vabbè, dai. Però naturalmente questo lo devo fare nel prossimo episodio. E sono due episodi che vi tengo in attesa su questa guerra. Che però ci sarà. Potete starne certi. Dove mandiamo questi diplomatici? Avevo pure insultato il Portogallo. Vabbè, non è stato un problema. Non credo mi abbia inserito nella lista nemmeno dei nemici. No, sono io suo nemico. Io come nemici ho solo la Spagna e l'Austria. Cioè come coalizzati, nemici coalizzati contro di me. Secondo voi c'è una tesi che direbbe che farei bene ad aspettare di poter rifabbricare le pretese sugli Abruzzi, ma non credo sia una buona tesi. Nel senso che se magari il controllore della guerra diventa la Spagna, cosa non improbabile, non hanno ancora... sono ancora in... stanno ancora cercando di farli diventare core. Chissà quanto gli costa, non voglio neanche... Costa 160 di base più il 100%, poi c'è un po' di sconto. Allora, quindi 320 meno 80, quindi 240. Gli costa Tangeri. E questo è poco meno. Cioè, qualcuno dice che conviene invece far guerra agli ottomani di nuovo. Io penso invece che sia meglio togliere dai mari sti qua. Quindi nel prossimo episodio aspettiamo che questi... Ok, che questi tornino indietro vivi. Speriamo che tornino vivi perché magari tornano pure morti. Questo lo mandiamo un po' lontano. E poi a sto punto possiamo dichiarare guerra direttamente al Portogallo. Ah no, però... certo.
c'è lo stesso problema, perché la Francia non entrerà in guerra con loro che hanno la tregua. Vabbè, aspettiamo che tornino in porto, poi chiudiamo l'episodio. Ci penserò meglio. Questi fanno guerre assurde tra staterelli infinitesimali. Oh mio Dio. Non esiste più Milano. Vedrò di prendermelo, Svizzera. Vedrò di prendermelo. Però non posso neanche prendermelo subito se faccio prima quest'altra guerra. Mio Dio, è tutto un casino. Ok. Comunque le mie prossime colonie saranno queste. Qui come siamo messi? Questi vanno velocissimi, quindi non posso aspettare un secondo di più. Mio Dio, non mi affonderà mica. Intanto hanno fatto un'altra colonia. Mm. Sono davvero malefici, io l'ho sempre detto. Qui ce la siamo cavati proprio per un pelo, c'è da dirlo. Disordini religiosi in Ungheria. Però sono sempre cattolici come maggioranza. Va bene, dai. Questi sono ormai tornati. È vero che io devo andare qua. Al momento. Perché la colonia portoghese è qua. 800. Non credo di poter aspettare fino a maggio. Bosnia. Ma tratteniamoci. Almeno intanto che siamo in pace. Ok, qui si sono attestati molto indietro. Hanno solo una nave, sti qua. Ok. Anche voi andatemi. Uh, sono proprio antipatici sti ribelli. Allora, faccio qualche reggimento di cavalleria. Ah, non è ancora integrata. Ecco perché. Tra poco potrò alzare ancora la stabilità. Mhm.
Ok. Ok, 1000 uomini persi, ma per il resto tutto bene. La Macedonia è integrata. Allora fino a maggio si poteva aspettare, direi. E aspetteremo fino a maggio. Ok, dai. Eh, ma riportiamo l'esercito e poi chiudo l'episodio. Perché mi vuole male, scusa? Cotone. Produciamo anche cotone. Ecco, abbiamo perso le pretese. Quindi a sto punto richiamiamo queste persone. Ah, morto Bassano. Mario Emo. Incidentaccio, non ci voleva. E vabbè, ce l'aspettavamo, eh. Aveva tipo 80 anni. Quanti ne ha questo? Ne hanno sempre 50. Bisognerebbe guardare che età hanno per poi decidere se confermare o no. Vabbè, dai. Per ora mi fermo, salvo qua. E nel prossimo episodio eh, potete star certi che... No, magari c'è qualche altro calo di stabilità, no. Però di questa guerra col Portogallo. Va bene, alla prossima.